vincerà Shane. In questo caso entrambi hanno i loro personaggi. Shane ha un personaggio di Dragon Ball ancora, mentre Tyler ha un personaggio di One Piece. Avevamo scelto di far fare Son Goku contro Cappello di Paglia, ma mi sembra molto più interessante fare Bulma contro Nami. Quindi la sfida sarà Bulma per Shane e Nami per Tyler. Siete pronti? Vabbè. Comincia Bulma. È troppo facile Goku con Cappello di Paglia, dai. Ci siamo? Comincia Bulma quindi. Vado io. Mandaci il beat, grazie. Ce l'abbiamo. Le mani sulle mani sulle mani sulla mano. Fatelo sentire da lontano al 3, 2, 1, ci sfidiamo. Voglio sulle mani perché rap sono forte. Bulma contro Nami. E anche se fosse la cosa bella raga che io negli hentai c'ho le tette più grosse. E questo è evidente. E tra l'altro sono anche quella più divertente. Bulma contro Nami, veramente. Preferite bella stupida o bella intelligente? E va bene, lo sai, tu di certo non mi batti con il freestyle. Ho inventato il radar cercasfere. Ed è evidente che tu non ce ne hai. E quello che è casino, onestamente l'hai capito che guardati, guardala, torno indietro nel tempo con la macchina e impedisco la tua nascita. E comunque frate, hai capito che questo qua certo lo spesso. E Nami, certo, perché sulla nave sta sempre con le pompe al vento. Ok? Se non mi batti perché sei soltanto un fake, l'hai capito? Guardati, che anche i miei figli sono capaci di batterti. Ok, questa era Bulma, ovvero Shane da Siracusa. Ve lo fate un po' di casino, ha spaccato. In risposta abbiamo Nami direttamente dalla ciurma di Cappello di Paglia. Ok, scusa che ho perso io la quartina. Oggi veramente sono fuori col tempo. Ci sei Tyler, ovvero Nami? Al 3, 2, 1, tempo! Per me quello che ha detto va bene, però non è del mestiere. Bulma che ha le tette più grosse di Nami è da vedere. Non ti riesce, è normale, ho rime perfette. Nami non sono io, è tua madre ed è sotto il dominio degli uomini pesce. Normale, si spinge. Nami potrebbe essere una fra le puttane, di fatto è una gold digger. Va alla ricerca del tesoro ed è così che mi chiama. Nami, quello che dice lui, Namigata. È così che va, lo faccio con la botta. Mi batti se torni indietro nel tempo, magari un'altra volta. Continuo, liricamente sono perfetto. Sono Nami, trovo il One Piece, me ne vado con un Ruffy a letto. Ok, questa era Tyler, ovvero Nami, un po' di casino, grazie. Abbiamo 2 minuti di 4 quarti. Do il tempo a Year One di cambiarci il beat. Nel frattempo voi, come al solito, siete liberi dal tema, quindi potrete sfidarvi liberamente uno contro uno. Ora parte Tyler perché è quello che ha appena concluso. Prima hai iniziato tu, Jay. Quindi vai, grazie. Ci sei Tyler, ci facciamo dare il tempo. Ok, fatemi sentire quella voce tutti quanti al 3. Yeah, non ha importanza, ti sfondo il suolo, ti calcolo la portanza. Fatto sta che me la suti, sono lupi e ti do manate a 5 metri di distanza. 5 metri di distanza, va bene, ci può stare. Voglio vedere da tutti le mani alzate. Bello, hai un cosplayer originale. Sei vestito come quello che perde ai quarti di finale. Sì, quello che perde ai quarti di finale. Magari è lui, sto stuprato. È così scemo che il suo concetto di buon costume è fare il cosplay di uno scostumato. Uno scostumato, ma ne sei sicuro? Guarda che io sono Goku e tu non sei nessuno. E ti porto, c'è il potere del teletrasporto. Vengo qui e ti teletrasporto a fare il culo. Sì, va bene. Ci può stare, ritardato. Ci sta. Tu sei Goku, la versione immaginaria fusa con Mr. Satan. Fusa con Mr. Satan, sul groove. Hai capito che ti batto sempre in loop. Tu invece sei Mr. Satan, perché che sei forte, ci credi soltanto tu. Sì, ci credo soltanto io, eppure la gente esulta, che vuoi che ti dica?
magari Luffy sei tu, perché il frutto del diavolo del tuo pisello è modello Nika. È modello Nika sul beat. Si vede fratello questo qui che mi sfida e non ha le skill. Tu sei Luffy, ah sì? Mi dispiace morirai senza vedere il finale di One Piece. Sì, e invece lo vedo con le tecniche, sono troppo più forte a livello anche di metriche. Io sono Luffy e quando mi acchiappo mi separano teletrasportandomi in un'isola di femmine. Isola di femmine, che dire? Sei andato fuori tempo, il tempo lo devi scandire. Sei la versione di rapper di One Piece che ha mangiato il frutto per allungare le quartine. Sì, non è vero, sono One Piece, ho l'Aki, ho l'armatura. Tu invece se le chiudi hai i laghi perché hai fortuna. Oh fortuna, l'hai capito, ti batto stasera. Onestamente l'hai capito che vengo per fotterla. Io sono Chain, quindi la catena. E se c'ho l'armatura indosso, quella di Andromeda. Ok, questi erano Chain e Tyler. Un po' di casino per entrambi, grazie. Noi abbiamo la nostra idea.